Bonifico dagli Stati Uniti in serata per saldare le pendenze e iscriversi alla Serie C o avvio della procedura di fallimento. Il tempo stringe in casa triestina. Rissa a colpi di bastone, spray al peperoncino al quadrilatero di Melara, intervento delle volanti per sedare la lite tra i cinquantenni protagonisti del parapiglia. Sigarette di contrabbando nascoste nei paraurti di 2 tir sbarcati al porto di Trieste da un traghetto in arrivo dalla Turchia, sequestrate da Finanza e Agenzia delle Dogane. Si accende la bagarre sulla cabinovia fra urla e accuse incrociate sui banchi del Consiglio Comunale, ammessi al dibattito in aula 8 emendamenti dell'opposizione. La mozione anticrisi della maggioranza di centrodestra che dovrà passare al vaglio del Consiglio regionale slitta a fine giugno, l'annuncio del Presidente Federica. Stop a furti, a tuffi e Far West dal nuovo pontile di Marina Iulia, arrivano 10 diversi cartelli di divieto e multe da 100 a 1000 euro dalla polizia locale. Piazza Unità ha ospitato la cerimonia per l'anniversario dell'Arma dei Carabinieri. L'evento ha testimoniato una volta di più l'attaccamento, l'affetto e il rispetto dei cittadini nei confronti dell'Arma. Buonasera telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre parlando della Triestina. Bonifico dagli Stati Uniti in serata per saldare le pendenze e iscriversi alla Serie C o avvio della procedura di fallimento. Il tempo stringe in casa della Triestina. Entro domani bisogna perfezionare l'iscrizione al campionato. Al momento i soldi in cassa per procedere ai pagamenti di dipendenti e fornitori, fondamentali perché l'iscrizione non venga rigettata, ancora non ci sono. Intanto il servizio di apertura di Marco Stabile. L'ultima speranza della Triestina è appesa a un click, quello che dovrebbe effettuare da Atlanta il presidente Ben Rosenweig, o chi per lui a livello bancario, per rimpinguare con un bonifico le casse della società tra le 16 e le 17 ora di Atlanta, vale a dire per l'Italia tra le 22 e le 23 di questa sera. Questa è l'ultima chance per consentire domattina di far partire i pagamenti a giocatori, dipendenti, fornitori e creditori, dunque a stretto giro operare la fideiussione da 700.000 euro per l'iscrizione alla Serie C. Tecnicamente, filtra dalla società, il tutto è completabile in un brevissimo lasso di tempo perché bonifici e operazioni bancarie sono già state precompilate e salvate in bozza. Basta insomma effettuare una serie di operazioni informatiche a Trieste, ma tutto, potremmo sintetizzare, dipende dal big click made in USA, quello che stanzia la necessaria pecunia. Se ciò avverrà è probabile che si ricorra a un prestito o a una linea di credito aperta dai nuovi investitori per i 4.990.000 euro necessari a questo primo step. Se ciò non avverrà, le responsabilità di un eventuale fallimento ricadranno in primis sull'amministratore delegato Sebastiano Stella, che sta vivendo momenti quanto mai difficili, attendendo in sede la chiamata dall'America. Si tratterebbe di un disastro sportivo ma anche finanziario, considerati quasi 25 milioni di euro bruciati in 2 anni e mezzo. Al netto del procedimento civilistico, la società sportiva verrebbe azzerata con una possibile ripartenza in mano di chi, non si sa, dai dilettanti, eccellenza o promozione. Un'altra ipotesi è quella di poter associare il proprio nome a un'altra realtà che già milita in Serie D. Torna in auge in questo senso l'interessamento della famiglia Zanutta, proprietaria del Ciarlins Muzzane, già da anni al centro di ipotesi collegate alla gestione della Labarda. L'azienda friulana vanta un'indiscussa solidità e potrebbe essere la via d'uscita meno dolorosa, al netto dell'ennesimo trauma per la tifoseria rossalabardata. Ed ora ci colleghiamo con Piazza Unità, credo, dove si è conclusa la manifestazione dei tifosi della Triestina. Bernardo Gulotta l'ha seguita per noi. A te la linea, Bernardo, buonasera. Sì, buonasera Umberto, a tutti i telespettatori. Come hai detto tu, si è da poco conclusa questa manifestazione, bisogna dire molto breve. Da Piazza della Borsa attorno alle 18:30 si sono radunati dei tifosi della Triestina, ne abbiamo contati circa 200-250 al massimo, che sono passati da Piazza della Borsa a Piazza Unità con lo slogan rispetto per la maglia della Triestina, rispetto per questa società, trasparenza su quelli che sono gli atti e il futuro dunque dell'Unione, anche perché le scadenze sono veramente molto vicine, cioè domani c'è il termine ultimo per presentare
il pagamento degli arretrati, sono pendenti per i dipendenti e per lo staff i mesi di retribuzione di marzo e di aprile, nonché l'iscrizione al campionato di Serie C, cui salvezza si è ottenuta sul campo, ma deve esserci anche il pagamento per proprio iscrivere la squadra alla Serie C. Attorno alle 18 una delegazione dei tifosi, qui ormai rimangono solo gli ultimi che hanno partecipato a questa breve manifestazione, una delegazione dei tifosi si è incontrata con il sindaco e con l'assessore Lodi, che adesso avvicineremo. Hanno avuto un'interlocuzione dove il comune ha fondamentalmente fatto vedere come il proprio impegno anche su atti burocratici è stato massimo ed è stato totale, ma poi il grosso lo deve fare la società. Avviciniamo l'assessore comunale con la delega allo sport Elisa Lodi. Avete incontrato i tifosi poco prima che partisse questo corteo, quali sono state lo scambio di battute che avete avuto con i supporter? Beh, diciamo che era un incontro importante, perché sono momenti di apprensione per i tifosi, per gli amanti della Triestina, per il comune stesso, perché stiamo vivendo queste giornate con alta tensione. Era un incontro voluto dal sindaco per fare un po' il punto su quello che noi come comune di Trieste sappiamo, perché stiamo seguendo questa vicenda con attenzione. Abbiamo incontrato lunedì l'amministratore delegato Sebastiano Stella, siamo andati insieme al sindaco, siamo andati a Rocco, abbiamo chiesto informazioni, aggiornamenti sulle questioni relative proprio alle iscrizioni, ma anche al futuro societario post eventuale iscrizione. L'ultima telefonata che è arrivata al sindaco proprio pochi minuti prima del nostro incontro in comune, tutta quella in cui l'amministratore delegato diceva che c'è l'85% che l'operazione vada a buon fine. Nel pomeriggio abbiamo saputo che c'era un problema con la fideiussione. Il comune di Trieste sta facendo la sua partita per quanto riguarda il Rocco come titolo, il contratto del Rocco per potersi iscrivere, quindi siamo riusciti a farlo firmare il presidente oltreoceano, l'hanno firmato qui in comune, quindi abbiamo un titolo per un anno, ma intanto è il titolo necessario che gli permette di avere la documentazione è a posto. Ovviamente è un momento difficile per la Triestina, per Trieste, sui tifosi che non se lo meritava, ma ovviamente noi speriamo che le cose vadano sicuramente per il meglio. Ovviamente una società privata che ha il suo business, i suoi fondi, tutta una serie di questioni, ma il comune ovviamente non abbandona i tifosi e non abbandona il Rocco e non abbandona ovviamente la Triestina, e quindi adesso seguiremo in queste ore l'evolversi della situazione e poi valuteremo anche noi assieme al sindaco, ovviamente, che si è preso sicuramente in carico la problematica di star vicino ai tifosi e alla Triestina Calcio. Quindi diciamo che c'è questa telefonata attorno alle 18 dove filtra ottimismo, 85% di possibilità che il pagamento arrivi in tempo da parte della società. Questo è quello che è stato detto al sindaco un paio d'ore fa scarse. Noi aspettiamo ogni giorno ovviamente di avere notizie concrete. I tempi sono effettivamente stretti, bisogna essere anche avere gli occhi aperti, nel senso le prime scadenze, quelle di domani, poi ci sono altri sicuramente adempimenti da fare, poi c'è da affrontare anche magari anche tutta la futura gestione della prossima stagione calcistica. Dipende chi e come la gestirà, quindi veramente sono momenti, domani è un passaggio per comprendere se la Triestina rimarrà in categoria, dopodiché ci saranno passaggi sicuramente ulteriori che riguarderanno, se è fatta l'iscrizione in C, il proseguo della società. Certo. Allora ringraziamo l'assessore Lodi che ci ha redarguito riguardo a quello che è stato l'incontro con i tifosi. Precisiamo, questa manifestazione è stata organizzata dal Nucleo San Giacomo, quindi i tifosi sono i protagonisti. Abbiamo chiesto a una delegazione di questi se volevano parlare con noi, ma il momento non è molto entusiasta, quindi hanno preferito non parlare con noi al microfono, però diciamo il focus lo diamo a tutte quelle persone che oggi sono scese in piazza. Non erano tantissime, aveva detto 200, forse qualcosa di più, che con gli striscioni e con le bandiere hanno sfilato da Piazza della Borsa a Piazza Unità. Umberto, se ci sono domande a disposizione, altrimenti restituisco la linea. Grazie Bernardo, penso che abbiamo chiarito tutto quello che era possibile chiarire al momento, grazie davvero. Noi proseguiamo con il telegiornale allora a questo punto e vi diamo gli ospiti di Ring che andrà in onda attorno alle 21:10, saranno Nicola Deli Quadri del Partito Democratico, Mauro Capozzella del Movimento 5 Stelle, Michele Lobianco di Forza Italia e Igor Treleani di Fratelli d'Italia. Adesso vi facciamo vedere anche
brevemente quello che il Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, ha detto questa mattina per quanto concerne la situazione della Triestina. Mi auguro possa essere risolta entro venerdì. So che la proprietà sta lavorando in tal senso, mi auguro che si raggiungano gli obiettivi, perché penso che le amministrazioni pubbliche della Regione e del Comune hanno dimostrato tutta la vicinanza alla squadra e la volontà di sviluppare anche il calcio nella città di Trieste, perché può essere veramente un fattore attrattivo molto importante di sviluppo. Mi auguro che ci sia l'impegno da parte di tutti, ovviamente quello che noi abbiamo potuto fare lo facciamo e quello che potremo fare lo faremo come istituzioni. Rissa, colpi di bastone e spray al peperoncino nel quadrilatero di Melara tra due inquilini, intervento delle volanti della questura. Una violenta lite a colpi di bastone e spray urticante scoppiata l'altro pomeriggio nel quadrilatero di Melara in via Pasteur, protagonisti due inquilini del caseggiato Ater. Il diverbio ha allarmato numerosi residenti che sono subito accorsi, richiamati dalle urla. Uno di loro ha chiamato il numero unico d'emergenza 112, facendo scattare così l'immediato intervento delle volanti della questura. Secondo la ricostruzione raccolta dagli agenti, uno dei due litiganti, entrambi uomini sulla cinquantina, ha anche utilizzato una bomboletta di spray al peperoncino, indirizzandola non solo verso il suo rivale ma anche verso i tanti inquilini intervenuti sul posto per tentare di sedare la lite. Probabilmente per questo motivo chi ha segnalato il fatto alle forze dell'ordine ha parlato inizialmente di più persone coinvolte, mentre in seguito gli agenti hanno verificato che si trattava di un litigio pur animato e violento tra due soli uomini. All'arrivo della polizia uno dei due si era già dileguato, l'altro è stato soccorso ma ha rifiutato le cure. Fortunatamente nessuno ha riportato lesioni tali da richiedere cure mediche. Ancora cronaca, sono stati scoperti 10 kg di sigarette di contrabbando che erano nascosti nei paraurti di due tir nel porto di Trieste. L'operazione della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Dogane, il nascondiglio scoperto grazie all'intervento del pastore tedesco Lorgan. Sigarette di contrabbando abilmente occultate tra i paraurti dei semirimorchi e nelle intercapedini delle motrici di due tir. 10 kg in tutto sequestrati dai funzionari dell'ufficio delle dogane di Trieste insieme ai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza che hanno intercettato i mezzi negli spazi doganali. Gli autoarticolati erano arrivati a bordo di un traghetto Rorò salpato dal porto turco di Ambarli. L'insolito nascondiglio è stato scoperto grazie all'intervento di Lorgan, un pastore tedesco quotidianamente impiegato dalle Fiamme Gialle nella prevenzione e repressione dei traffici illeciti di merci in arrivo all'interno del porto giuliano. Nel corso dell'attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trieste, emergeva tra l'altro che le sigarette sequestrate erano state inserite nell'elenco delle cosiddette illicit whites o cheap whites e per questo sprovviste delle autorizzazioni per poter essere commercializzate nell'ambito del mercato dell'Unione Europea, contenendo al proprio interno elevati livelli di catrame, nicotina e monossido di carbonio. Gli autisti, entrambi di nazionalità turca, diretti rispettivamente in Belgio e nei Paesi Bassi, sono stati deferiti alle autorità giudiziarie. Controlli della polizia in 4 negozi della città, tra gli articoli tolti dal mercato, giocattoli senza marchio CE, accessori privi di indicazioni sui materiali, alimenti con etichette non conformi alle norme europee. Operazione della Polizia Locale di Trieste per proteggere i consumatori e garantire la sicurezza dei prodotti in vendita. In 4 negozi della città, nelle zone della stazione, Piazza Garibaldi, Via 30 Ottobre e Borgo Teresiano, sono stati sequestrati 2.740 articoli risultanti non conformi alle norme. I controlli sono stati svolti dal nucleo di polizia commerciale, che ha verificato l'assenza di etichette corrette, indicazioni obbligatorie o avvertenze importanti per la salute. Nel dettaglio, gli agenti hanno trovato 181 prodotti alimentari non adatti alla vendita, perché non rispettavano le regole europee sull'etichettatura. Sono stati poi individuati 754 oggetti di uso quotidiano, come accessori per la casa o articoli vari, senza informazioni fondamentali in italiano, tra cui nome del produttore, istruzioni e avvertenze. Altri 1063 articoli, come bracciali, anelli e collane, erano privi di indicazioni sui materiali usati, con il rischio di allergie o irritazioni. Ma l'aspetto più preoccupante riguarda i 742 giocattoli sequestrati. Questi oggetti erano privi del marchio CE e delle avvertenze per l'uso, elementi indispensabili per garantire che non contengano sostanze pericolose o piccole parti che possono causare soffocamento. Secondo quanto sottolineato dall'assessore alla sicurezza del Comune di Trieste, Caterina De Gavardo, l'operazione punta sia a proteggere la salute dei cittadini, in particolare dei più piccoli, sia a difendere i commercianti onesti che rispettano le regole. I controlli, ha spiegato l'assessore, servono anche a evitare una concorrenza sleale nei confronti di chi lavora correttamente nella nostra città. L'invito per i consumatori
telespettatori è quello di prestare attenzione soprattutto nell'acquisto di prodotti destinati ai bambini, verificando sempre la presenza del marchio CE e delle indicazioni in lingua italiana. C'è un acceso dibattito sulla cabinovia anche oggi durante la seconda giornata dei lavori del Consiglio Comunale. Ammessi alla discussione 8 emendamenti a fronte di 389 presentati in totale, un aspetto che ha alimentato numerose polemiche. Seconda giornata di Consiglio Comunale per l'approvazione della variante al piano regolatore che inserisce la cabinovia nel contesto urbanistico triestino. Dallo start alle 9 sono state poche nella mattinata le evoluzioni dei lavori d'aula. Le parti in quei pochi minuti si sono scontrate per lo più su questioni procedurali, riferite soprattutto alla mancata discussione politica in aula degli emendamenti giudicati inammissibili per parere tecnico. Lei impedisce a noi consiglieri di apportare delle modifiche al dispositivo e mi spieghi per quale dove trovo questa regola nel 2, me lo dica! Alla ripresa pomeridiana l'annuncio del Presidente Pantecca, 8 emendamenti raggiungono parere favorevole, ricordiamo che in totale ne sono stati presentati 389. Quindi il dibattito, prendendo in esame una a una le 8 proposte ammesse con l'opposizione che si prende tutti i minuti disponibili tra gli interventi dei consiglieri, spezzate dalle parole del sindaco di Piazza e da un ancora più calzante affonto dell'assessore Giorgio Rossi in risposta alla consigliera Bucci. Andando avanti così, ogni delibera sarà particolare e ad ogni delibera faremo le regolette. Porteremo le regolette, le voterete voi e questa è la democrazia della maggioranza di cui ho parlato ieri. Che verrebbe da dire, ma allora che cosa ci stiamo a fare qua? Allora sto dicendo, cerchiamo insieme di ragionare, vedere questo clima, sinceramente mi dà fastidio. Sono 20 anni che governo questa città, credo che abbiamo fatto tante cose. Credo che abbiamo lavorato con serietà, non abbiamo avuto mai un problema nel senso con la giustizia, eccetera. Cerchiamo di continuare così per il bene della nostra città. Si evidenzia che il progetto della cabinovia di Trieste allo stato attuale non presenta i requisiti economici minimi per essere realizzato, quindi deve essere riesaminato tutto. Nella cabinovia lei deve vedere la pagliuzza e la trave. Io vedo molte travi, è per questo che siete spesso ciechi e ragazzi, sono 5 volte che questo signore qua vi batte, come il Paris Saint-Germain contro l'Inter, dopo mi scusa il Cristiano. Va bene, dai, la dovevo dire. Grazie. Slitta la discussione in Consiglio regionale per quanto concerne la mozione che il Presidente Fedriga sta preparando per porre fine alla crisi di maggioranza. Il Governatore ha anche commentato ai nostri microfoni il secondo posto nella classifica di gradimento dei Presidenti regionali e l'approvazione del decreto sicurezza a livello nazionale. Ringrazio ovviamente e come sempre è uno stimolo all'impegno che deve continuare l'amministrazione regionale, a continuare a dare risposte che evidentemente i cittadini apprezzano, ma questo ci deve tenere ancora più alta l'attenzione e la forza di continuare questa azione amministrativa. Ringrazio ovviamente per la continua fiducia nella gente del Friuli Venezia Giulia e spero di essere sempre all'altezza di questa fiducia. Così Massimiliano Fedriga commenta la sua riconferma al secondo posto nella classifica dei governatori più graditi in Italia, appena dietro al Veneto Zaia, e sul prosieguo del suo mandato conferma che è quasi pronta la mozione da sottoporre alla fiducia dei consiglieri per porre fine alla crisi nella maggioranza, ma la discussione non avverrà come previsto martedì 17 giugno, prossima riunione del Consiglio regionale. Stiamo scrivendo ma non sarà il 17, vi do una notizia. Perché sarà la settimana successiva, perché il 17 io sarò a Napoli col Presidente della Repubblica Mattarella e quindi tecnicamente voglio ovviamente essere in aula per la mozione, quindi ho chiesto al Presidente Bordin, che si è già confrontato con i capigruppo, di ricandelizzare le date perché così da poter essere presente e discutere all'interno del Consiglio. È quasi pronta? Sì, la stiamo scrivendo, insomma. Sono ottimista anche da questo punto di vista. E sul decreto sicurezza che ora è legge, dopo l'approvazione al Senato con 109 sì, ma anche diverse proteste delle opposizioni in Parlamento, Fedriga si dice in linea con l'azione del governo per reati aggravanti e sgomberi. Con un decreto sicurezza che va nella direzione della legalità, che è fondamentale, e della tutela di chi la legge la rispetta. Io condivido molto il decreto sicurezza, mi sorprendono, devo dire, le proteste. Sono esterrefatto dalle proteste su un decreto che per esempio velocizza lo sgombero di case occupate. Noi abbiamo pensionati che vanno in ospedale, tornano e non trovano più la loro casa disponibile
e chi rimane dentro non viene mandato fuori per anni. È una vergogna, e che qualcuno protesti per questo è assurdo, e non è una questione di destra-sinistra, ma semplicemente di far rispettare la legge e tutelare chi la legge la rispetta. Dopo la pubblicità, adesso ci fermiamo, vedremo alcune immagini del corteo dei tifosi della Triestina e ci sono anche altri servizi, per cui rimanete con noi, ci vediamo fra un poco. Rientriamo in studio, vi facciamo dunque vedere le immagini del corteo dei tifosi della Triestina che questo pomeriggio, questa sera, come vi ha raccontato Bernardo Gulotta in diretta, ha percorso il tratto molto breve tra l'altro fra Piazza della Borsa e Piazza Unità. Alcuni tifosi hanno avuto un incontro con il sindaco di piazza, il quale ha spiegato loro quello che il comune ha fatto nel corso degli anni per quanto concerne la squadra, e è filtrata anche una, diciamo, seppur debole, come lo stesso nostro Bernardo Gulotta ci ha sottolineato, appunto, è filtrata, dicevo, una pur debole possibilità che la cosa possa risolversi. La scadenza per la presentazione, appunto, dei bonifici è domani, quindi ancora qualche ora col fiato sospeso per conoscere quelle che saranno le sorti della Triestina. Questo che vedete è appunto il corteo di questo pomeriggio, del tardo pomeriggio di oggi. Stop al Far West sul nuovo pontile di Marina Iulia a Monfalcone. Il comune corre ai ripari e vara un'ordinanza in 10 punti per vietare tuffi pericolosi, abbandono di rifiuti e comportamenti inadeguati. Sanzioni fino a 1.000 euro. Dalla sua inaugurazione a maggio, il nuovo pontile di Marina Iulia a Monfalcone è stato spesso teatro di comportamenti indisciplinati, tuffi pericolosi dalla ringhiera, abbandono di rifiuti, oltre allo sfrecciare di monopattini e al posizionamento selvaggio dei telimare. Ora il comune corre ai ripari e vara l'apposita ordinanza in 10 punti. Il primo è proprio il divieto di transitare o sostare con ogni tipo di veicolo, comprese le biciclette condotte a mano, gli skate, i pattini e i monopattini, esonerati ovviamente i portatori di disabilità. Vietato inoltre sul pontile e in acqua qualsiasi gioco che produca danno o molestia alle persone e alla quiete. Il punto 3 affronta la questione tuffi. Sono consentiti esclusivamente dall'apposita pedana ribassata, che però rimarrà chiusa in caso di forti mareggiate. Ancora sulla terrazza a mare niente ombrelloni, sedie, lettini e teli, niente commercio, escluso il chiosco autorizzato, niente animali se non al guinzaglio e con l'obbligo per i proprietari di rimuovere gli escrementi. Infine non è consentito pescare né abbandonare o gettare in mare i rifiuti. Sono previste sanzioni in caso di inosservanza che vanno da 100 a 1.000 euro. Il comune, che ha predisposto l'ordinanza insieme alla Capitaneria di Porto, posizionerà a breve i cartelli con i divieti in 4 lingue. Il punto sulla partecipazione degli operatori del porto di Trieste alla Fiera della Logistica di Monaco di Baviera, in particolare rispetto agli interscambi e all'operatività fra lo Scalo e la Germania. Il porto di Trieste è il principale snodo logistico dell'Italia verso la Germania e l'Europa centro-orientale. A confermarlo sono i numeri snocciolati dallo Scalo Giuliano nello stand collettivo coordinato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con la Camera di Commercio alla Fiera Transport Logistic di Monaco di Baviera come sistema integrato che fa di Trieste un caso unico nel panorama nazionale. Nel 2024 il porto ha movimentato 2.500 treni da e per la Germania, pari al 32% del traffico ferroviario complessivo, con principali direttrici Colonia, Monaco e Duisburg. Per il 2025, grazie all'attivazione da marzo di 7 nuovi collegamenti settimanali tra la piattaforma logistica e Duisburg, si prevede un incremento a circa 2.800 treni complessivi con il mercato tedesco. Questa kermesse è un momento molto importante per quanto riguarda i trasporti intermodali e i trasporti e la logistica. E noi siamo qui per consolidare relazioni, ma anche per crearne delle nuove, e alle mie spalle vedete già il network ferroviario importantissimo che segue dal porto di Trieste
tutta l'Europa da nord a sud, da est a ovest. Trieste svolge da sempre una funzione strategica anche sul piano energetico attraverso l'oleodotto transalpino della TAL che rifornisce per l'intero fabbisogno petrolifero la Germania meridionale. Nel 2024 sono state movimentate quasi 30 milioni di tonnellate di greggio. La fiera ha consolidato le relazioni industriali con la Germania, già ben radicate nel tessuto portuale giuliano. Tra i partner tedeschi nel porto figurano ALA, azionista di maggioranza, 75%, di ALA PLT Italy, coinvolta nello sviluppo del futuro molo ottavo, destinato a trasformare le capacità operative del porto e rafforzarne l'assetto infrastrutturale, e Duisport, 15% di Interporto di Trieste, interessata allo sviluppo retroportuale dello scalo. Ora di nuovo in Piazza Unità per la cerimonia dell'anniversario dei 211 anni dell'Arma dei Carabinieri. E proprio avere questa grande adesione pubblico, soprattutto quello che mi riempie il cuore e mi onora, tutti questi ragazzi, tutti questi giovani, questi bambini che ho di fronte a me, questo significa che stiamo facendo bene. Trieste dunque ha risposto. Stamani in Piazza Unità l'Arma dei Carabinieri ha celebrato alla grande il 211° anniversario dalla fondazione, nel giorno che ricorda la prima medaglia d'oro al valore conferita alla bandiera dell'Arma. Una cerimonia solenne ma snella a livello regionale, caratterizzata dai consueti passaggi di labari, dalla lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, dall'attenzione nei confronti della stessa storia dei Carabinieri, caratterizzata a Trieste e in Friuli Venezia Giulia da episodi in cui la storia si è andata mescolando con la cronaca, su tutti il ritorno di Trieste all'Italia e la strage di Peteano, esemplificata sotto certi aspetti anche da tradizioni familiari. La cerimonia, durante la quale alcuni militari distintisi in particolari operazioni o in atti di coraggio hanno ricevuto speciali riconoscimenti ed alcuni studenti a loro volta sono stati premiati, ha visto la presenza delle massime autorità civili e militari e molta gente, segno di un affetto nei confronti dell'Arma che gli stessi carabinieri percepiscono in termini di vicinanza. L'esigenza non è richiamare nuovi carabinieri, perché di questo non abbiamo bisogno. L'esigenza è dire al cittadino, soprattutto ai più giovani, cosa facciamo per loro, come adempiamo agli obblighi che tramite le leggi il cittadino stesso ci dà. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga, a margine della cerimonia, così ha invece sintetizzato il rapporto indispensabile dei carabinieri e delle altre forze dell'ordine con le istituzioni della vita quotidiana di una comunità. È la quotidianità degli uomini e delle donne, delle forze dell'ordine e dell'Arma dei Carabinieri che garantisce sicurezza e garantisce economia. Il Friuli Venezia Giulia è la regione che attrae maggiori investimenti a livello italiano. Questo è frutto di un sistema che si muove insieme e le forze di sicurezza svolgono un ruolo importantissimo. Per questa edizione del nostro telegiornale è tutto, vi ricordo l'appuntamento delle 21:10 circa con la puntata di Ring di questa settimana del giovedì, che è dedicata, come sapete, a questioni che hanno a che fare con la politica regionale, laddove domani toccherà alla politica triestina, e vi ricordo anche che noi ci vediamo già domani alle 7 con una nuova puntata di Sveglia Trieste. Buona serata a tutti, buon proseguimento e arrivederci.